E in questa famiglia semplice, che io una volta giuro ho detto pure a mia madre, tu hai fatto 11 figli, ma poco botte, si scesa la coppa lì. Che dico, pure mi a fare pipì. 11 figli, 11 figli dove al contrario di quello che si sostiene che l'ultimo è coccolato e privilegiato, non è vero, io sono una dimostrazione vivente. Intanto non ho mai avuto un paio di scarpe no, perché dal primo passavano al secondo, dal secondo al terzo, dal terzo al quarto, quando arrivavano a me che me la pescavano. Anche le bavette a me toccavano solo l'accetto. In questa famiglia semplice e sono cresciuto dove ho capito che probabilmente qualcosa potevo rubare di questa famiglia, potevo rubare l'allegria, la spensieratezza e tra le altre cose ho capito anche che la nostra forza è quella proprio di saper sopportare le difficoltà e io le ho sopportate e forse grazie a questa famiglia riesco a fare questa professione con molta serenità, con molta spontaneità, ma perdonatemi, dico se sì, con molta umiltà, anzi non stasera ne tenevo il capo. Perché far ridere è un compito abbastanza arduo e difficile, sul serio, e per me è un compito stasera in modo particolare ancora più difficile. Io ho pensato che crescendo in questa famiglia ho avuto educazioni, pensate, io ricordo che anche i giochi nostri erano artigianali, noi giocavamo con un piezzo di legno con 4 cuscinette a sfera, si chiamava un carroccio, ma si chiamava skatebomb. Noi avevamo giochi semplicissimi, giocavamo a mazzi o pizza, che è un gioco molto divertente, colpivi quella alla piccola, arriva a botte e cercava a 3-4 persone, però che divertimento. Oggi invece ho visto che i tempi sono cambiati, oggi i bambini hanno giochi elettronici, computer, videogames, fatto che pensate mio figlio da Befana si è fatto portare una macchina quasi vera con l'aria condizionata, con l'antifurto, con l'airbag, con sé, sera mattina in dopo lascio il paura che sa furto. Mia nipote mi chiese per il suo compleanno, dice zio mi compri Barbie, dica perché no? Il dramma è quando l'aiuta a catare, che si può avere una Barbie, che Barbie? Signorina, una Barbie, no, c'è Barbie elegante con guardaroba, con i vestiti, costano 2,4 milioni, le andate bene. Oppure Barbie sportiva con la palestra, con la piscina, costa 2,8 milioni. Signori, ma una Barbie zoccolona, non la tenete, più economica, non è che mi mandate pure i clienti, no? Che sono cambiati i tempi, che sono cresciuto in questa semplicità, dove mi sono accorto che anche l'ingenuità di noi quarantenni, oltre, noi diciamo, 40 anni, la nostra ingenuità, pensate quando eravamo piccolini noi, io per esempio quando vedevo mia madre appoggiare la testa sul petto di mio padre pensavo, poverina forse non si sente bene. Oggi i miei figli se vedono mia moglie appoggiare la testa sul mio petto, guardano e fanno scemo in una volta, perché sono cambiati i tempi, perché i bambini sono più attenti, sono più intelligenti. Oggi i bambini sanno tutto anche sul sesso, si spogliano per i propri genitori nudi, si fanno una doccia nudi insieme. Mio padre e mia madre non si sono mai fatti vedere nudi. Oddio, mia madre ha fatto pure. Ma papà sarebbe stato importante pure per capire come deve essere un'idea. Oggi i bambini sanno tutto sul sesso. Io ho sentito mio figlio parlare con un amichetto suo, ha detto ma tu hai capito un po' sotto il comodino di mio padre ho trovato un preservativo. L'amichetto l'ha guardato e ha detto che cos'è il comodino? Non è sconvolto. Una mattina ho detto a mio figlio ormai tu sei grande, ho bisogno di parlare di sesso con te. Ha detto sì papà, però che prezzo, che vuoi sapere? Non sono cambiati i tempi. A casa mia non si parlava mai di sesso. Pensate, e loro lo possono ricordare, che quando un po' di anni fa, pensate come ci hanno fatto crescere a noi, quando le nostre sorelle avevano quelle cose che le donne hanno puntualmente ogni mese, mica si usava la terminologia mestruazione, no. Mia madre diceva, lascia stare a tua sorella che c'ha le sue cose. E non capivo, diceva, ma perché ne tengo pure che cosa vedi? Ma che sono sicuro? Ma poi pensate come ci hanno fatto crescere in un mare di ignoranza, quando le nostre sorelle tenevano quelle cose, diventavano dei mostri. Si toccavano la pianta, morivano. Si pigliavano una pomarola a mano, si schiattò. Si mettevano la mano vicino a un palazzo, se ne cadeva. E mo mi sorge un dubbio.
Ma tu vuoi pregare mia sorella mi ha messo una mano in capo? Ragazzi, dubbio tenga. Pensate come siamo cresciuti. Siamo cresciuti nella semplicità. E poi io ricordo anche la televisione, se c'erano 2 canali in bianco e nero, 2 canali. Lo telecomando non esisteva lì, e se tu che piccolino papà ci via, cagnara la papà, va. Era un telecomando umano. E sono cresciuto in questa semplicità che oggi mi imbarazza a parlare anche di sesso, perché veramente a casa mia non si parlava mai di sesso. Oggi invece in televisione sesso a sfrenato, tu fanno aprire tutto per che ti imbarazza, sei cresciuto stronzo e stronzo sei rimasto. Che vi dicevo di primo piano, poi c'è una, non so se l'avete mai visto, una faccia zoccolo, che a me mi fa un cazzo assai, esce completamente nuda, si tocca, poi tu guardi e fa, non sono una puttana. Uera. E che tiene un'allergia? O tu pensi che sei alcolizzata? Che ti fanno vedere queste cose che ti imbarazzano, poi noi siamo cresciuti in questa semplicità per cui siamo anche un tantino imbarazzati ma ipocriti, specialmente se stiamo con le nostre compagne. E prima una cosa che sa cominciamo a fare ma così pazzo. Ma chi si vede sti stronzati? Poi si giriamo e Madonna quanto è buono. Poi ce ne usciamo sempre con queste frasi, tu sei nata cosa, però non ci abbiamo mai detto che cosa. Perché la televisione ci fa vedere queste cose, io adesso non voglio mettere in contraddizione gli uomini che sono presenti qui stasera, ma avete visto con l'avvento delle paraboliche, con questa TV satellitare, molti si sono fatti la TV satellitare che dicono per cultura, per guardare gli altri sport, per guardare gli altri paesi, per vedere il calcio, il tennis, io ero, ma per chi li film? Nessuno è bene cazzo tu quando sanno a che ora comincia. Ecco. Grazie. Ma chi è? Che poi quei film lo sconsiglio a tutti perché la televisione è uno strumento micidiale, è uno strumento pericoloso, perché la televisione ti fa vedere cose che non appartengono alla realtà. Non ha guardato la televisione con interesse, perché tutto è ingigantito, la formica diventa un elefante. Cioè, a partire da tutto, anche per esempio quando fanno vedere, mi fanno impazzire le telenovelas, in queste famiglie splendide, sono tutte belle, magrissime, biondissime, fascinosissime, insomma proprio che vi sono nata la novella che si faccia tutta la famiglia, ma chi sono sti mostri? Case bellissime, eravamo in un balcone che si va in un giardino che non finisce mai con una piscina, era per il balcone e faccio capo a capo qui e frega a me. In queste telenovelas qual è il loro problema? Chi sa ne fottere? Dice ma nelle telenovelas si piange ma si fotte pure assai. In queste telenovelas dove? Te lo dico io dove? Dove mi dovete credere? Non c'è la realtà. Perché non trasano mai in una puntata che chi si mangia riva e macellate, ma hai visto mangiare? Io voglio aprire un coppa di mila puntate, uno sa sette, hanno aprire, fammi riva e macellate. E manco in docessi, non vanno mai. Parla una puntata che dice, ma non c'è stato, non ce faccio più. Pure per questo dice, oggi ci dimmi dei mostri noi. Ma quando viene a tua moglie, ma tu fai proprio schifo, in docessi, va. Non hai visto a Rigi in docessi? Che tu ti senti una chiavica. Quando la televisione ingigantisce, esagera, in tutto, anche quando ci fanno vedere questi film d'azione. Non so se vi ricordate, un po' di anni fa a Napoli, uno scalmanato lanciò una bottiglia dallo stadio, la lanciò in testa al segnalino. E chi gli attendeva un po' che era morto. Che poi, sempre perché volevo esagerare sul napoletano, non è vero, quel napoletano fu anche carino e gentile. Su segnalini che vanno a zero faceva ma non tengo una sedia di pazzo, ma non tengo una sedia di pazzo, vogliono via e ci lanciava la bottiglia. Tant'è che gliela lanciò piena. Ma chi lo può fare una gentilezza e poi lo restavano. Ora io voglio sapere questo. Un segnalino per una bottiglia d'acqua chiude in terra e si va morire. Film d'azione, protagonisti, scena in davanti, quattro loro chiavi.
un'ora a 7 coltellate, una capata in bocca, un padre della luce a reto cuore, 4 coppe di pistoli da coscia, che se sei se fa, te la farò pagare. No, aspetta, ma gli hai esagerato il segnalino sto stronzo, perché la televisione ti fa vedere cose che non sono vere, come il sesso, quei film non vi bride, non appartengono alla realtà. La voglio sperare, che non è possibile. Poi trattano storie del quotidiano, semplici. In questi film a luce rossa trattano il quotidiano, sono semplicissimi, si incontrano per strada. Cioè, lei dice a lui: ciao, come stai? Bene, e tu come stai? Non c'è male, ti piace la mia zizza molto bella. Chi si va a trovare un'amica da sola, una vera 21, una roba porti, allora che si dice? A che stai a dice? Ehi! Ma che sta succedendo? E poi fanno certi primi piani agli uomini che dice: Madonna che animale! E ti senti mortificato. E poi i rapporti durano un'eternità. Finisce prima che si continua ancora. A me subito finisce. Sono sincero. Tant'è che sono andato dal medico e ho detto: dottore, è un problema serio, il problema delle eiaculazioni precoci. Quale fu il consiglio del medico? Dice: va bene, voi quando fate l'amore pensate ad altro. Io sono la mia compagna. Nel momento culminante diciamo: ma già scusate, ho la macchina da meccanico. Marta riesce a me lo ritarda, sì, ma per mesi. Pensate che un amico mio si era talmente abituato a questa tecnica che quando aveva un rapporto con la propria compagna pensava le cose più assurde. Ma no, si morisse la nonna, come mi dispiace. Ma se si fottesse una macchina, ma un incidente quanti è morto, ma anche cane. C'era assuefatta la triste notizia quando avevo telegiornale esercitato. Allora dico, fate vedere il sesso in televisione che non è vero, ma venite che telecamera da casa nostra, venite a riprendere il sesso vero, le nostre compagne, si mettono sotto così, pare che ti fanno piacere. E poi tu qui di tutte maniere niente. Inda che le fibilla tocco con un ritardo, a tu che stai impazzendo, a tu che territori di chi? Una volta per far strillare mia moglie a spazzare non rì. Già diciamo a mia moglie: ma la mette da poco, che è stata per l'acqua, la luce della frappurotta. No, perché fate vedere queste cose? Ma pensate, giuro, una volta addosso a mia moglie, con più bello, guardai, poi guardavo su pitti, certo, però c'è la settimana una pittata, una roba da sentina chiama. Allora dico: perché ci fate vedere queste cose in televisione? Poi quando ci fanno vedere la pubblicità, queste famiglie bellissime, se scedono la prima mattina parlando già la prima mattina. Ma cosa fanno che si cagano? Gesù. Prima mattina fanno abbondante colazione per fare un matrimonio in diretta. Prima mattina i bambini già pettinati, vestiti, profumati, con Gianetta a tracolla che salutano la mamma: ciao mammina, vado via, ciao amore, preso la benedina, già l'ho presa, mamma che è? Si vogliono tirare cocaina, ne facendo un anno, che è? I miei figli si mettono a cazzotta e dolette, ma sai? O se netti che lo devo portare via, se no mi denuncio per sfruttamento. Si faccia la mano che si chiama il telefono, se lo saldo a papà. Ma vedere cose nella pubblicità che non sono vere, che non appaiono, specialmente le donne si svegliano già pettinate, che hanno parrucchiere sotto che le donne, quando i pigiama addosso che dovevano vestiti, i seni nella pubblicità le donne possono confermare ciò che vado a dire, nella nostra realtà la sera si liberano del proprio reggiseno perché dà fastidio. Nella pubblicità se scedono così non arrivo a casa, fa che bene che si è sagnata a voi. Mia moglie a prima mattina si fa male i capezzoli vicino ai ginocchi. E allora dico: perché ci faccio da vedere queste cose? Andiamo a vedere il risveglio a casa nostra, andiamo a vedere quando ci stiamo noi. Gli uomini, chi tiene i capelli non può che chi ne tiene come me non sa quanta testicola stanno. Gli uomini, senza pigiama, solo la mutanda. Non la come stata labbata, una volta che raccana, una volta che là. Mi vogliono proprio il pisellino, sto scemo.
le donne si svegliano con un bigotino fisso in fronte, con della crema bianca qua che non so a che cosa serve, sommetta la sera che fa schifo e si scende dalle qua, cominciamo i flanelli scadenti, che calzina coppa! Io sotto si mette una busta che lei dice serve per dimagrire, no, serve per mantenere la monnezza. Dico, perché non ci fate vedere questo risveglio? Perché non ce lo fate vedere? Perché ci fate vedere queste cose in televisione? Perché tutto questo? Per sdrammatizzare anche un momento così delicato, così emozionante. Questa mia festa, questi miei 20 anni, ho voluto in qualche modo dedicarvi qualche minuto, se vi è piaciuto. Volevo ringraziare tanti amici, ma lo faremo con Serena, volevo ringraziare i miei fratelli, che quasi quasi mi metterei a coppa, però non ne voglio passare in imbarazzo perché veramente li vedo proprio come se stessero in coppa, la seggio che scoppia. Già ne mi con me, ma chi sei struzzo, quando ci andiamo a Cancò?